Euroregione.news. Friuli Venezia Giulia Austria, un futuro da condividere. L'associazione Mitteleuropa, nell'ambito di Mittelfest, ha organizzato a Villa dei Clericini Dornpacher il forum economico-culturale che ogni anno vede protagonista un diverso paese. Dopo la Slovenia nel 2021, quest'anno è stato dedicato all'Austria con il titolo Friuli Venezia Giulia e Austria, un futuro da condividere. È un forum dedicato ai destinatari più importanti del nostro lavoro, i giovani, ha sottolineato Paolo Petizio, il presidente dell'associazione Mitteleuropa. Si parla infatti di collaborazione tra paesi, regioni e università. Se la sinergia tra gli atenei di Udine, Trieste e Nova Gorizia è già in cantiere, presto potrà diventare un lavoro a quattro coinvolgendo anche l'Università di Klagenfurt. E sugli obiettivi del forum, Roberto Corciulo, presidente del Mittelfest. Allora, innanzitutto da parte di Mittelfest la volontà di ospitare al proprio interno un panel, un convegno di questo tipo è proprio per rafforzare il messaggio che Mittelfest porta avanti da un punto di vista culturale, mettendo altra cultura e economia, perché chiaramente un festival come il nostro, che nasce per rimettere vicino paesi e popoli che sono stati staccati dalla guerra fredda 31 anni fa, chiaramente porta anche a un fine economico, perché la cultura è una base su cui poi si crescono varie attività economiche, attività di studio e quant'altro. E dico, in questo momento dell'Europa, un momento storico in cui l'Europa è messa in forte pressione da quello che sta avvenendo all'interno dell'Europa o ai suoi confini, vedi in Ucraina e anche sul Mediterraneo, il fatto di creare opportunità di condivisione progettuale fra aree con termini è essenziale, e questo credo sarà il futuro. E tra l'altro noi abbiamo questa fortuna di avere due GECT in regione, Nova Gorizia e Gorizia è appunto l'Euroregione. Abbiamo la dottoressa D'Orlando in questo panel a maggio ha ospitato il GECT del Tirolo, che sta funzionando molto bene, molto più avanti da un punto di vista operativo, per quanto le condizioni relazionali fossero inizialmente molto più difficili, però quello è un benchmark secondo me positivo che noi dobbiamo seguire e copiare, perché questo è secondo me un po', e io sono convinto anche dal punto di vista personale, sia importante creare questo tipo di ponti, di relazioni, dove chiaramente la cultura fa la sua parte ma l'economia fa altrettanto la sua parte. Il primo panel del forum ha visto la partecipazione dei deputati del Parlamento austriaco Erwin Angerer, Philipp Kucker e Christian Ragger, che hanno sottolineato due aspetti molto diversi ma strettamente connessi della cooperazione transfrontaliera, la formazione dei giovani da un lato e i rapporti economici dall'altro. Ha sottolineato tre progetti che possono rafforzare la cooperazione e anche l'amicizia tra Friuli Venezia Giulia e l'Austria. Oggi siamo stati qua per questa discussione perché vogliamo integrare la nostra regione, specialmente Carinzia, nella struttura del Friuli e anche di Slovenia, perché come si ricorda abbiamo fondato una regione insieme con il presidente del Friuli, il presidente del Veneto, che si chiama Euregio. Siamo stati i primi in tutta l'Europa che hanno fondato questa associazione di 15 anni fa. A questo punto abbiamo iniziato diversi processi, specialmente di educazione, specialmente della economia transfrontaliera, insieme con il Friuli, dove oggi siamo a un punto di vista dove abbiamo già non è preso un'iniziativa, siamo già in flusso. Significa che lavoriamo insieme con il Porto di Trieste, con l'autorità del Porto di Trieste, dove abbiamo il direttore Zeno D'Agostino, che è un bravo direttore. Abbiamo creato un sistema di hinterland dove noi oggi con le ferrovie Austria portiamo i merci avanti che riceviamo dal Porto di Trieste. Significa che siamo stati più competitivi verso i porti del nord. Abbiamo adesso la possibilità che in questo anno prendiamo 12.000 treni che portano merci dal porto di Trieste in tutta l'Europa. Allora siamo adesso i più avanzati organizzazione dal punto di vista logistica. Senza il porto di Trieste, senza le nostre ferrovie Austria,
non siamo in grado logisticamente di esportare Europa in qualsiasi struttura. Il secondo parte è la nostra educazione. Come ho visto con mia figlia che è stata a Uccelli a Udine 5 anni, è proprio importante che transfrontaliera creiamo iniziative dove i nostri allievi, i nostri bambini, le nostre ragazze oggi fanno le pratiche nella regione di Carinzia e viceversa in Friuli o in Slovenia. Perché? Come abbiamo visto che tutti che sono andati a studiare in diverse università in Europa non ritornano nella nostra base. Se vogliamo creare i prossimi posti di lavoro in questa regione dobbiamo anche attrarre queste persone in questa regione, e questo sarebbe un secondo progetto. E il terzo, che è il più importante, è la situazione sociale, perché in questa struttura adesso come siamo oggi con tutti i problemi della inflazione, della discussione del gas, dell'olio, dobbiamo creare una rete molto forte dove anche si sente quando diciamo qualcosa. Questo si può fare in una regione come Friuli, come Carinzia e come Slovenia e Veneto. Ragger ha poi portato un esempio di innovazione della logistica di confine recentemente presentata dall'Italia per movimentare le merci con i droni fino a 120 kg. Su tale modello italiano l'Austria lavorerà ad un sistema simile pronto a rivoluzionare lo scambio merci tra i due paesi ed in particolare tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia, con una portata di droni che toccherebbe i 1000 kg. Nel secondo panel riflettori puntati sulle università di confine con Roberto Pinton, magnifico rettore dell'Università degli Studi di Udine, Bostian Golob, magnifico rettore dell'Università di Nova Gorica, e Walter Sergo, prorettore vicario dell'Università degli Studi di Trieste, e Sasha Dobricic, professore dell'Università di Nova Gorica. Bisogna elaborare una formazione capace di valorizzare il ruolo delle zone di confine, ha detto Pinton, creando competenze uniche e concorrenziali a livello internazionale. Un modo completamente nuovo e rivoluzionario di fare formazione, come ha spiegato Golob, che punta alla creazione di un'università europea come istituzione, ma, come invece ha sottolineato Sergo, stando attenti a non uniformare i sistemi universitari dei singoli paesi. L'ultimo panel con Elena D'Orlando, direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Udine, e i docenti di Uniud Giampiero Porcaro, Samantha Buttus, Daniele Casciano e Giulio Maria Chiodi. D'Orlando, che ha presentato il piano strategico dell'Ateneo udinese che pone l'alta formazione come punto di partenza per costruire identità e cittadinanza europea, con un progetto di didattica che dovrebbe diventare una nuova laurea triennale su cittadinanza, istituzioni e politiche europee, ha voluto anche lanciare alle autorità istituzionali ed accademiche presenti l'ipotesi di una cattedra euro-regionale per l'alta formazione in diritto transnazionale. Perché dobbiamo creare delle professionalità che sappiano dialogare attraverso comunque un percorso. Sì, diciamo che l'idea che ho lanciato alle università, ma soprattutto alle istituzioni territoriali, una cattedra che nell'ambito della nostra macro regione, chiamiamola Alpe Adria per capirci, si occupi specificamente di alta formazione in tema di diritto transnazionale transfrontaliero, perché solo in questo modo si riesce a creare quel substrato culturale che consente poi alle istituzioni, negli ambiti di rispettiva competenza, di fare convergere le rispettive politiche e quindi le rispettive discipline giuridiche verso la creazione di un diritto veramente comune europeo. Il panel ha poi approfondito il tema della fiscalità transfrontaliera. Il diritto tributario, infatti, è l'occasione per superare i confini e costruire una reale cooperazione. Euroregione.news